Durante i controlli da parte dei finanzieri del gruppo di Bassano del Grappa, volti a verificare eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi di carburanti e il corretto assolvimento delle accise su tutto il territorio bassanese, è stato sequestrato nei giorni scorsi un distributore di carburante stradale nel comune di Colceresa. I preliminari accertamenti effettuati sul luogo hanno permesso di rilevare, attraverso degli strumenti in dotazione alla Guardia di Finanza, hanno rilevato all'interno di 3 cisterne, dove è contenuto carburante del tipo gasolio e benzina, la presenza anche di acqua. Nel complesso sono stati sequestrati 3 serbatoi interrati, 2 colonnine di erogazione carburante con complessive 4 pistole erogatrici e una cassa automatica. È stato riscontrato che all'interno delle cisterne di gasolio e benzina vi era rilevante presenza di acqua oltre il limite consentito dalla legge, mischiata a carburante per un totale di 18.000 litri di carburante miscelato. Allo Stato sono in corso degli accertamenti di polizia giudiziaria volti proprio a definirne anche l'origine e la tempistica, da quanto tempo era lì presente quest'acqua. Il titolare dell'impianto di distribuzione di carburante è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di frode in commercio, in quanto ha posto in vendita carburanti mescolati con acqua con duplice potenziale danno al consumatore finale. In questo caso parliamo di una frode che viene posta in essere nell'esercizio del commercio da parte del distributore. Non allo Stato, gli accertamenti in materia di accise sono in corso e saranno definiti al termine dell'attività ispettiva attualmente in corso. La Guardia di Finanza invita i cittadini a segnalare eventuali condotte fraudolente che vengono riscontrate sul territorio mediante il numero di pubblica utilità 117.